In cau del Sarar Su del contratto Caetano Pinto, Itaca arrivar dalla coa del 1874, na signora filancia di immigrati visti dall'Italia appena unificata in telestado brasiliano de Santa Catarina. E ti vuto saper di più, noi stiamo andare via, meglio che te resti qua e che ti metti il me piace sopra il video, che ti iscrivi sopra il canale se non ti sei mai ancora iscrivesto e se possibile strucca il bottone per sparpagnare il video, che così te dà una bella mano alla lingua veneta. E mi chiamo Fernando Menegatti, e sto qua il canale Lingua Mare e ti sei benvenuto. Te le scomissio in telestado di Santa Catarina, il Senegal occupa fora certe colonie belle che tirai su, soprattutto Blumenau e anche la colonia Brusche, un po' per via della gran muccia che la ne viene a Rento. 9 colonie 100% faseste su da immigrati viesti dall'Italia, le sta tirai su sopra le rape del Rio Tijucas e in tel sud di Santa Catarina. Dal cau del 1875 il governo imperiale brasiliano el seitea da lavorare con la politica immigratoria e così li ha pagato per far venire a Rento gente dal nord Italia e dal Tirolo austriaco in la colonia Blumenau e questi qua si sta destinati ai 9 nuclei che fa la colonia di Rodeio, Ascurra e Rio dos Cedros. Questi nuclei prevalentemente rurali si sta isolati dal centro della colonia e dipendente dalle relazioni commerciali senza rappresentatività politica o assistenza educativa. In questo modo, i guys cominciano a piantare fasoi, patata dolce, vignai e si mettessero a slevare il Cavalier da Seda. E ciapando che cofana tressa talponare alla solidarietà del gruppo e si adana man in quei momenti di avversità o felicità. E se ne fabbrica la farina de biava per polenta col pestarol e lo muoveva fuori con l'acqua o a man e si tirea su cosita il paese Pomeranus Santo Antonio. Quell'immigrati che lei sta traslocando a Rento aree periferiche delle colonie di formazioni armane tipo Blumenau e Itajaí Brusche. Il diventa il fornitore di prodotti agricoli per eccellenza, non solo che quelli destinati alla sussistenza delle popolazioni urbane, ma anche marcatamente quelli all'esportazione che fa il fanfaro e il riso. Così i veneti se ne menà insieme le sue colture classiche, la biava, riso, uva e il morer, con l'eslevamento del Cavalier da Seda, p la coltivazione del fanfaro in dei processi tradizionali. Il vin, prodotto primordiale sopra la tavola, e si lega alla tradizione agricola del piantare di uva con persistenza millenaria. E tutta questa cultura ovviamente si sta traslocata a Rento Santa Catarina. E l'attività tradizionale dell'immigrata in quel tempo era la saricoltura, veramente sparpagnata nel nord dell'Italia, a Sabonora, la che scommissa in la zona della colonia Itajaí Bruschi, che visto le barincole in la commercializzazione del prodotto, la mancanza di tecniche più moderne e la premura di nuove materie prime, che le gai scommissa a regatar con la seda, e ste robe le gai smorsa pin pianet l'attività. E un dei aspetti che se merita attenzione è il pregiudizio fatto in costo di quei chi era viesti dall'Italia, motivata dalle revolte di sbroccare il cuore delle colonie dove chi era attaccati sti qua. E a se modrio di scorrere sopra Nova Trento e a Zambuja, revolte che le si sta slevando in sud fassa alla impreparazione del governo brasiliano per receverli sti immigrati, coi colonie saturati, con alloggi precari, la mancanza rispetto alle promesse fatte ancora in l'Europa e dalle FAPE, la intardianza per traslocare la gente, la mancanza di umanità degli amministratori delle colonie e avanti cosita. In cada no, è anche importante da far saltare fuori delle robe che se può catarle col momento visto da Rento il terreno brasiliano. Me ne vuoi dire del mucciaron dei Veneti e descendenti chi se rivai in Santa Catarina e che si venisse dal Rio Grande do Sul e come che sapeva altri Rio Grande do Sul è il mio stato dove abito mi e se te vuoi sapere di più sull'immigrazione del Rio Grande do Sul dopo te farò vedere sul monitor un video dove che te può dare torte
i dati spiocciai sopra quel periodo là. E na immigrazione da Rento, qua fa quella viesta dal Rio Grande do Sul e che la si sta traslocata in Santa Catarina. Là si da fuori perché, essendo che uno dei primi luoghi che le si sta colonizzare in tel Brasile e il Rio Grande do Sul in quel tempo là non aveva più tante opportunità come che le aveva in tel passato. E così tanti e se ne aveva visto ad andare in cerca di qualcosa di meglio in tel stato di Santa Catarina. E dunque, se ti piace il video, allora mettete nel mi piace, iscrivetevi sul canale e sparpaglia il contenuto. E chiaro, lasciami qua sui commenti cosa che viene di altro sull'immigrazione dentro lo stato di Santa Catarina. E prima di finire, attraverso qua sul monitor altri due video. Un di loro è quel sull'immigrazione veneta rento lo stato del Rio Grande do Sul e che l'altro YouTube che lo hai spiocciato. E dagene una nocciata perché è importante anche a quei. E così a me ne ho finito il discorso, vi ringrazio per l'attenzione e me ne vado via, ciao ciao e un forte struccone.